Buongiorno a tutti ragazzi. Campi Flegrei e Vesuvio, come ben sapete, sono la paura di tanti campani, ma anche di tanti italiani. In effetti, questi due punti sono uniti. Il pericolo che seppur non sembra imminente, però ragazzi ci sta. In effetti in questi giorni ho sentito un'intervista del professor Franco Ortolani, che è ordinario di geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell'Università di Napoli, ragazzi. Quindi in effetti la domanda è stata detta così, no? Professore, che succede nei Campi Flegrei e nel Vesuviano? E lui dice: il problema sismologico, dice, per Napoli è sempre stato una cosa normale. Dice: i terremoti a Napoli si sentono appena. Dice: sono più le scosse appenniniche che provengono dall'Irpinia o da Sannio che si sentono maggiormente. Dice: i terremoti vesuviani si sentono appena. Dice: siamo comunque, dice, in mezzo a due vulcani attivi e tra questo, dice, ci sta anche l'ospedale del mare. In effetti, ma dicono quelli che intervistano, no, la situazione come sta, dicono. Dice: ma secondo voi no, potete stare tranquilli sapendo che stiamo in mezzo a due vulcani attivi? Dice una domanda proprio inutile, dice: non può succedere tutto e non può succedere nulla. In qualsiasi momento, dice, tutto può cambiare. Quindi consideri una cosa: questa struttura, l'ospedale del mare, è stata costruita con tutte le norme antisismiche possibili e inimmaginabili, quindi qualsiasi terremoto dovrebbe mantenerlo e non fare nulla. Quindi è stato costruito come in Giappone, ragazzi. Però il professore cosa dice? Ma se arriva una nube di 500 gradi, che succede, ragazzi? Brucia tutto. Parliamoci chiaramente, dice. Quindi se dice un'eruzione vulcanica con una nube di 500 gradi, dice che l'antisismico dove lo mettiamo noi? E ha perfettamente ragione. Perché dice, a parte il terremoto lo può contenere, ma un'eruzione che sprigiona una nube di 500 gradi, quella squaglia tutto, dice. Che serve avere la casa antisismica, l'ospedale antisismico, queste cose così? Non serve a nulla. Il professore parla di una mancanza del piano di evacuazione, però anche su questo lui è molto concreto, ragazzi. Dice che purtroppo le case dall'inizio sono sbagliate a essere fatte, ragazzi, quindi è uno sbaglio che non ci doveva stare. In effetti non esiste, ragazzi, un piano di evacuazione efficace per le persone di Napoli, perlomeno quelle che abitano sotto al Vesuvio, ragazzi, con tutta la tecnologia che esisterebbe al mondo, dice. No, se arriva, dice, non c'è tempo di nulla, dice, inutile il piano di evacuazione, non serve a nulla. Il piano di evacuazione, dice, lo possono fare chi abita, che ne so, tipo Salerno come me. Questi sono i piani di evacuazione, ma non chi abita 1 chilometro dal vulcano, 2 chilometri o 5 o 10 chilometri, perché entro 10 chilometri rade tutto a suolo. Dice che piano di evacuazione può esistere? In effetti lui dice che vicino ai vulcani ammette che non bisogna costruire. Cioè, se un vulcano è attivo, non deve essere costruito nulla, ma dico nulla nel vero, no io, lui, nel senso, nel vero senso della parola, entro i 40 km non ci deve stare nulla, perché la forza esplosiva del vulcano arriva pure oltre. Allora il problema non è il piano di evacuazione, perché il piano di evacuazione, finché si ha un'eruzione normale, scende la lava
come succede in Sicilia col vulcano Etna, e tu hai tutto il tempo di andare via. Ma siccome il Vesuvio è esplosivo come lo Stromboli, non ti dà il tempo di fare nulla, perché arrivano massi incandescenti da tutti i lati, quindi tipo Pompei, ragazzi. Quindi il piano di evacuazione come lo fa? Che deve diventare invisibile a volo, cioè quello dice il professore. Quindi loro parlano di piano di evacuazione, ma che evacuazione? Scende una nube di cenere a 500 gradi, ma chi tiene il tempo di dire ah? E qua si parla di piano di evacuazione e il dottore si mette a ridere in effetti in questa intervista. In effetti bisognerebbe spostare e buttare giù per terra tutte le case che abitano sotto al Vesuvio e ricostruirle altrove. Questa è la cosa che andrebbe fatta, ma chi lo fa, ragazzi, dicono. Diciamo che secondo lui questa soluzione non esiste proprio, perché molte persone hanno costruito anche abusivamente, quindi giustamente poi l'hanno condonate, quindi ci stanno, dicono, 500.000 persone che abitano nella zona dei Campi Flegrei, dove non ci dovevano essere. Quindi la situazione, dice, non è tranquilla, ci sono sciami sismici, l'area Flegrei è stata messa in allerta, il bradismo si sta sollevando e dice ci sono 500.000 persone sopra. Quindi dice qua non si tratta di una cosa, di queste persone non dovevano abitare qua. Il problema è questo, pure gli specialisti migliori, con strumenti migliori, non possono fare i miracoli. Se succede qualcosa, ragazzi, non è che quelli possono farvi scomparire, perché là non ci stanno i secondi a disposizione, non è che dice c'hai 10 minuti, in 10 minuti non puoi fare neanche prendere la macchina e andare a prendere, tanto per fare esempio, oppure prendere un camion e caricare tutte le persone sul camion, non ce la fai in 10 minuti. A parte che il vulcano ti dà giusto 5-6 secondi, quindi dice il disco vulcanico, dice, non si può impedire, sono cose della natura e la natura non si può contrastare. L'unico problema è il monitoraggio. Se proprio riusciamo a capire che il momento che sta quasi per, allora possiamo fare l'evacuazione. Però dice lui, se poi questo diventa subito esplosivo e noi non dà segni di eruzione, poi lo fa, noi che possiamo farci? Allora finché ci sta, diciamo, uno sciame e il pericolo aumenta, allora si fa l'evacuazione, diciamo, si fa andare via le persone e ci stiamo. Ma se arriva belle e buona l'intrasatto, come diciamo noi napoletani, no? Cioè all'improvviso, che fai? Come fai a gestire sta cosa? Non la puoi gestire. Quindi diciamo che purtroppo, come dice il professore, tutte queste case che sono state fatte su questo territorio non andavano fatte, proprio perché tra Campi Flegrei e Vesuvio, dice, ci sono due bombe a orologeria. In effetti dice lui, può succedere oggi, tra 100 anni, 200 anni, dice è solo una questione di tempo, ragazzi, può succedere fra 300 anni, quindi il problema rimarrà sempre. Quindi può darsi che questa generazione non lo farà, la prossima nemmeno. Ciao Letizia, ciao, buongiorno. Quindi però a finale il problema rimarrà sempre, cioè può darsi che per 10 anni non succede niente, per 20 anni niente, oppure succede, quindi non è che ci sta una data o una scadenza. Quindi la cosa che lui diceva è che tutte queste case sotto il Vesuvio e sull'area Flegrea non andavano fatte, questa è la cosa. Però purtroppo sappiamo come funziona a Napoli, che tutti quanti hanno costruito tutto e di più, tutti quanti giustamente adesso dicono dove andiamo, però questo è pure vero, dice il professore, però consapevoli che se succede qualche cosa non avete tempo. Lui dice vabbè, io capisco che voi non avete la possibilità di andare via, un'altra casa, dice io sono d'accordo con voi, però prima di costruire voi dovevate pensare che lì era pericoloso,
lo sapete, lo sanno tutti da Pompei che lì è una situazione un po' drammatica, quindi non potete dare la colpa al comune, la colpa agli altri istituti. In effetti molte case sono state abusive, poi lo Stato le ha condonate e gliele ha date, quindi la colpa è la mia se io allora, se io vado a costruire sotto a Vesuvio, ragazzi, e poi mi fanno il condono e mi danno il permesso, dice vabbè la puoi tenere, ma la colpa di chi è finale? Del comune, è la mia. Di tanti posti giusto là dovevi costruire. E questo è quello che dice il professore, quindi non è un problema di prendere precauzioni, perché dice non ci stanno precauzioni qua, come fai? Dice facciamo pure le case antisismiche, ma se arriva una nube di 500 gradi, che sarebbe la lava del vulcano che arriva, dice a che serve la casa antisismica? Quello brucia tutto, si scioglie tutto. Quindi diciamo che il professore è stato un po' duro a parlare così, però perlomeno ha detto la verità. Dice i campi flegrei poi dicono non ne parliamo proprio perché quelli sono a livello dell'Italia, non è un problema più campano, ma è un problema italiano, dice. I campi flegrei possono cambiare diciamo il clima a livello mondiale, quindi questo qua non è un problema campano, ma mondiale. Quindi partiamo che se i campi flegrei per puro caso un giorno fra 100 anni, 200 anni esplodono, sarà un problema di tutta l'Italia veramente. E poi le conseguenze le avranno pure, diciamo, nelle altre parti del mondo. Però tutta l'Italia sarà un casino, questo è poco ma sicuro. Quindi è stato un po' duro come parole, però perlomeno ha detto la verità. Quindi lui quello che dice è che tutte queste case sotto a Vesuvio, intorno a Vesuvio e sulla zona flegrea non andavano assolutamente fatte, perché si sapeva che è una zona, come l'ha detta lui, una bomba a orologeria. Può succedere e non può succedere, poi è il caso. Però chi ha costruito sapeva come stava la situazione. Giustamente il comune si è lavato le mani, ha costruito, ti do il condono, buonanotte, ciao. Però sappi dove stai, perlomeno se uno sta sotto a Vesuvio, dopo non dire come facciamo, vi ricordate ragazzi, l'albergo di Algoripiano lì a nord? Lì come regola la concessione edilizia non doveva essere stata data, però per amicizie come si fa sempre i ragazzi avevano avuto questa concessione sotto una montagna che poi ben sapete è crollata, diciamo, una parete di ghiaccio, ha rotto, diciamo, l'hotel e parecchi sono andati via. Cioè io vado a costruire un albergo, una struttura alberghiera sotto una montagna piena di ghiaccio. Cioè non è quando io faccio la richiesta il comune mi deve dire no, sentimi, là non puoi costruire perché tu stai sotto una montagna, se cade tutto tu fai un casino, quindi la concessione non te la posso dare. E purtroppo hanno ragione ragazzi, diciamo che non possiamo dare la colpa che loro devono prendere precauzioni. Come fanno? Dice questo è un problema che voi napoletani, dice, sapevate tutti quanti che qua da un momento all'altro può succedere un casino come non può succedere nulla. Dice avete costruito ora tutte queste case e poi ve le hanno condonate, vi hanno messo in regola e tutto, però sappiate pure che state a rischio. Guardate, io sinceramente ragazzi, con tutto il rispetto parlando per tutti, io neanche se me la regalate la casa sotto a Vesuvio ci verrei di casa, sinceramente. Già nel, vi dico la verità, entro 30-40 km vicino a Vesuvio non abiterei mai. Perché lì ragazzi davvero come la penso io, che poi io vado vedendo, vedo le cose come stanno. Ragazzi, là non si ha tempo nemmeno di dire mamma mia aiutami, nel vero senso della parola. Io già a Salerno qui ragazzi sto a 54-55 km, eppure dobbiamo fare attenzione qua,
che neanche noi qua stiamo proprio sicuri, sicuri, sicuri. Figurati chi abita lì, ragazzi, se qua non stiamo sicuri. Come vuole stare sicuro uno che abita, che ne so, a Striano, in queste zone vesuviane, in effetti, come vuole stare sicuro? Se Salerno è pure a rischio, Avellino, Caserta. Ma figuriamoci chi abita sotto a Vesuvio, ragazzi, che speranza tiene? Se pure io sto a pericolo, che sto a 55 km. No, non dovevano farle costruire, in effetti, questo è il problema. Dovevano fare solo il porto di Napoli, ma non costruire case nei dintorni a nessuno. Sì, ma pure Salerno è un problema, quindi stiamo tutti a rischio, in effetti. Perciò ho detto, se uno abita a Napoli è un casino proprio. Se mi dicono che Salerno sta a rischio, Caserta sta a rischio, Avellino sta a rischio, immagino Napoli che sarà allora? Però secondo me, io perlomeno a tutti gli amici napoletani, se qualcuno può andare via, lo faccia, non pensi più alla sua casa, pensa alla sua salute. Lo so, avete fatto sacrifici, ragazzi, non si mette in dubbio tutto quello che volete, però non potete vivere con stanzi addosso tutti i giorni. Succede oggi, succede domani. Sinceramente non vivrei bene, sinceramente. Perlomeno da me nel tipo di carattere che sono io, vivrei male. Quindi, ma vi giuro, se qualcuno mi dicesse ora, Giuseppe, ti regalo una casa qui vicino sotto al Vesuvio, te la puoi tenere cara cara, a me non mi se voglio stare in affitto, no, io non voglio fare nulla, no, non mi interesserebbe proprio, guardate, perché come dico io, ragazzi, non sarà oggi, non sarà domani, non sarà fra 10 anni, ma può succedere di tutto. Lo so, vedi, c'è molto che non avviene, quindi come dicono loro, i tempi, a volte quando senti di parlare di tutti questi geologi, i tempi sono maturi, non sono maturi, significa che può essere a breve, come no. Quindi quando senti i tempi sono maturi, incominci a pensare, fa che succede qualcosa. Allora ti fanno pensare un po', cioè, aspetta un attimo. Quindi vivere con quella paura addosso tutti i giorni, no, non esco pazzo là, non esisterebbe proprio. Mandatemi a Roma, mandatemi a Milano, a Torino, in Calabria. Già guarda in Sicilia l'Etna non dà problemi, in effetti sì, il magma, tutte queste cose qua, però non è di tipo esplosivo, quindi può succedere però, ma lì è sempre stato così, un vulcano che esce lava, lava, lava. Già andare sull'isola di Stromboli io non ci andrei, perché quello è esplosivo, quello è bello e buono, partono lapilli di lava e cenere ovunque, quindi già lo Strombolo io non ci andrei proprio, neanche per fare un giro, infatti sono stati a Ischia, a Capri, ma a Strombolo non ci penso proprio, neanche se mi regalano il viaggio, ragazzi. Quindi le escursioni, ma non me ne importa proprio. Lo dice, ma te la voglio regalare, ma la puoi fare tu l'escursione. Io salgo su qualcosa, poi quello si mette a esplodere, dove fuggiamo, ragazzi? Facciamo la festa. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, buon appetito a tutti, fra poco e ci sentiamo più tardi. Buona giornata a tutti.